Vallà di Riese, San Vito di Altivo, Leonè di Fonte è la geografia della mattinata di ordinaria follia vissuta in Pedemontana, dove un ragazzo di appena 19 anni di Riese Pio X ha rubato 3 auto, una dopo l'altra, dandosi a una sciagurata fuga nei centri abitati, culminata nell'investimento e nell'uccisione di un ciclista di 67 anni di Loria, Mario Piva, in passeggiata con la moglie. Il responsabile, Steve Quintino, piccoli precedenti alle spalle, mai conseguita la patente, ha concluso in centro a Onè la tragica scorribanda speronando e facendo ribaltare sulla carreggiata la gazzella dei carabinieri e gridando mentre lo portavano via di voler solamente salvare il mondo. Fuori di sé il giovane ha rubato la prima auto poco dopo le 9 di questa mattina a Vallà. Non è chiaro se armato o solamente minacciando a voce la conducente. Con l'Honda Civic ha imboccato la provinciale ed è finito fuori strada ad Altivole, ha abbandonato la vettura e ne ha rapinata un'altra, una donna che si recava in farmacia. Con la sua Audi ha ripreso la fuga. Tutto il dispositivo immediatamente attivato dai carabinieri con l'impiego di varie pattuglie che stavano svolgendo il servizio di controllo del territorio si è spostata verso la zona di Onè di Fonte e San Zenone degli Eselini. Lì purtroppo l'autovettura in fuga, l'Audi, condotta da questo soggetto, ha investito un ciclista che stava appunto insieme alla moglie facendo una passeggiata in bicicletta. Aver ucciso il ciclista non è bastato a farlo desistere. Quintino ha ripreso la corsa, è arrivato in centro a Onè di Fonte, è piombato su un camion e altre 4 vetture. Un breve tratto a piedi, quindi si è fatto consegnare una terza macchina da un'altra donna ancora, una Ford Ka. E a quel punto si è diretto verso l'esterno del paese di Fonte, dove è stato intercettato da una pattuglia dei carabinieri di Asolo che ha speronato. La macchina, come potete vedere, ha subito il ribaltamento sulla strada, però fortunatamente 2 militari che sono rimasti incolumi sono riusciti a uscire dall'abitacolo e a bloccare il soggetto prima che riuscisse a darsi la fuga a piedi. Trattenerlo non è stato facile, neppure impedire che i testimoni lo aggredissero. È stato sedato dai medici del 118 che sono giunti sul posto. Le grida, le lacrime, le scuse, il delirio nelle parole del ragazzo proveniente da una famiglia già seguita in passato dai servizi sociali, mamma lasciata sola dal marito, 3 figli da crescere, il più piccolo dei quali, Steve, finito sulla cattiva strada. Non è escluso che fosse sotto l'effetto di sostanze e per questo all'ospedale di Castelfranco è stato sottoposto agli esami tossicologici, è stato dimesso nel pomeriggio e ora sarà condotto in carcere. Ha riportato una prognosi di 10 giorni per le contusioni. A Fonte decine di uomini tra carabinieri, polizia stradale e polizia locale, presenti il comandante provinciale dell'Arma Massimo Ribaudo e quello della Polstrada Simone Morello. Quanto alle accuse formalizzate a carico del ragazzo, è stato arrestato per omicidio stradale, tentato omicidio nei confronti dei carabinieri e rapina.